Previsti ma soprattutto agognati da giorni sono arrivati i temporali. Sulla provincia di Padova piogge intense arrivate verso mezzogiorno che hanno rinfrescato l'aria abbassando di qualche grado le temperature torride delle ultime settimane. Lo dimostra il termometro della stazione delle Corriere di Padova. A mezzogiorno e mezzo dopo la pioggia segnava 30 gradi, 6 in meno di quelli registrati prima del temporale. Piogge che in alcune zone sono state accompagnate da forti raffiche di vento. A Limena un albero è caduto in mezzo alla strada in via Fornaci, strada che è stata temporaneamente chiusa per la rimozione, così come sono state chiuse via Sabadin e via 4 novembre per la sistemazione di due pali dell'Enel pericolanti, originata ad Abano Terme. Forti piogge anche in zona Colli, con una strada allagata a Torreglia.